Allora, questa sera presentiamo il libro di una giovanissima donna che è qui accanto a me, proprio una donna, una ragazza, perché hai 23 anni. incredibile, che si chiama Sara Nocera. Lei ha scritto un testo originale, la cui trama è incentrata essenzialmente sulla fragilità dell'essere umano, sulle difficoltà di questo mondo che abbiamo costruito noi, sulla nostra, sulla mia età, e soprattutto sulla difficoltà dei rapporti interpersonali, sia quelli familiari, sia quelli d'affetto, quelli d'amore addirittura o di amicizia. Il titolo è I due volti di una vita, quindi proprio l'alter ego, l'interfaccia della vita che ognuno di noi vive. Ora, dunque, il personaggio principale è una ragazza, il cui nome è un nome che ricorda anche le fiabe, Alice. Il fil rouge del libro è stranamente la letteratura. Ecco, un libro che non soltanto narra, appunto, come ho detto prima, questi sentimenti, eccetera, ma si incentra su questo mondo spesso così sconosciuto dai giovani, è una cosa che mi ha colpito tantissimo. E nel libro è citata una frase del fumettista Leonardo Ortolani, che non conoscevo, e tu fai dire a un personaggio che per lasciare andare dalla sua testa un uomo che le è caro, Alice o qualsiasi altra donna, dico io, deve scrivere di lui, come se in realtà la scrittura fosse salvifica e riuscisse a, poi ci spiegherai meglio tu, ecco, quanto è importante rifugiarsi nella scrittura e quanto può essere utile proprio per superare quelle che sono le impasse e le difficoltà di ogni giorno. Allora, la frase in questione è: se vuoi salvarti, leggi; se volessi addirittura salvare qualcuno, scrivi. Questo, diciamo, è un mio mantra, perché la scrittura secondo me è un mezzo salvifico a prescindere da quello che si fa, sia che si scrive per professione o meno. Questo cosa vuol dire? Nel momento in cui uno mette i suoi pensieri nero su bianco, automaticamente lascia un qualcosa di sé su quel foglio, quindi se vi era un problema, il problema viene automaticamente scrollato di dosso, che poi ovviamente non viene risolto, ma immediatamente si sente un senso di soddisfazione. Quindi è un mezzo, secondo me la scrittura è un mezzo salvifico a prescindere. Io penso che se ognuno di noi scrivesse le proprie emozioni su dei fogli di carta, diciamo che sarebbe comunque meglio nel proprio animo. Poi ovviamente i problemi non li risolve carta e penna, però sarebbe già un mezzo utile per degli sfoghi, eviterebbero magari delle discussioni impulsive, eviterebbero tante cose. La madre ha un ruolo importantissimo, che non è soltanto educativo, ma un ruolo di complicità, proprio sono due donne e quindi si capiscono, perché certe volte di fronte a certe situazioni, non per cattiveria, ma l'uomo ha una visione diversa per ovvi motivi. E quindi è molto bella questa complicità, è una cosa reale, l'hai vissuta anche tu, magari l'hai vista, non so, nel tuo parentato, questa complicità tra madre e figlia. Io ho il pieno appoggio di tutta la mia famiglia e si può vedere perché sono sempre tutti in prima fila. E poi sì, ho un rapporto bellissimo con mia madre, mio padre mi sostengono in tutto quello che faccio, non mi chiedono mai niente che magari vada oltre ciò che voglio fare, sono sempre lì per qualsiasi cosa, quindi sì, è una cosa che ho sempre vissuto ed era un messaggio importante che volevo mettere nel libro, soprattutto perché i ragazzi di oggi non parlano. I ragazzi di oggi non parlano con i genitori, non parlano con gli amici, non parlano con nessuno, questo può sfociare in problematiche veramente serie. Sfocia spesso, sfortunatamente. Soprattutto ultimamente. Mamma mia, mamma mia. Senti, una cosa importante, che stai dicendo, il rapporto che c'è con la madre in generale e con il padre, è un rapporto diverso, cioè quello che ci si confida, quello di cui si parla, quello che si racconta o il consiglio che si chiede è diverso rispetto ai tuoi genitori, oppure indipendentemente nel momento in cui uno ha un bisogno ne hai di fronte uno dei due e indifferentemente l'uno o l'altro ci parli o ci parla il tuo personaggio, la tua Alice. La mia Alice ha un rapporto un pochino più complicato perché ha paura del genitore, la vede come figura, come pilastro della casa e ha paura di svelargli i propri sentimenti. Invece nel mio caso personale per me è uguale, io dico tutto a tutte e due senza nessun problema. Bellissimo anche questa cosa. E scendo, disse a Gianluca, senza dargli l'opportunità di entrare in casa. Era ancora troppo presto, non avrei sopportato come la sua immagine avrebbe preso il posto di Mario, il modo in cui si sarebbe seduto sul mio letto e non avrei potuto impedirglielo. Come gli avrei spiegato che sul mio letto non avrebbe potuto nemmeno poggiarsi?
Come potevo dirgli che vi era una promessa che non potevo infrangere, una promessa che ci eravamo fatti da bambini, la quale prevedeva che nessun altro tra noi due sarebbe mai salito nel luogo in cui ci eravamo amati così tanto. Non avrei potuto dirgli che era l'unica cosa che mi rimaneva di lui? Una promessa dimenticata, lasciata in balia del tempo che scorre, pensai, mentre con cautela chiudevo a chiave la porta di casa. Scesi le scale e lo vidi poggiato allo sportello, in piedi e con le braccia conserte. Mi guardò come se fossi una modella sulla passerella di un evento internazionale di alta moda